In arrivo 19 milioni e 700 mila euro per ASP e ospedali. Serviranno a rifare il look a guardie mediche e pronto soccorso fatiscenti. L'assessorato regionale alla salute ha firmato il decreto che assegna 8 milioni e 400 mila euro alle aziende sanitarie per rendere sicure le guardie mediche, specie quelle che sorgono in aree periferiche e piccoli paesi di provincia, e 11 milioni e 300 per le aree di emergenza. Il finanziamento più grosso è l'ospedale Cervello di Palermo, che avrà altri 2 milioni e 200 di euro in aggiunta al 1.300.000 già erogato per ristrutturare il pronto soccorso Budello, preso d'assalto da centinaia di persone al giorno e teatro di ripetute aggressioni a medici e sanitari. I quasi 20 milioni si aggiungono ai 35 milioni già stanziati nei mesi scorsi dalla Regione. 30 milioni erano stati destinati a gennaio alle aree d'emergenza, altri 5 erano stati erogati a maggio alle ASP per le guardie mediche. Dopo l'impennata di aggressioni e le polemiche sollevate da ordine dei medici e organizzazioni sindacali sulle inadeguatezze delle strutture sanitarie, la Regione preme il piede sull'acceleratore, sblocca altri fondi grazie ai risparmi dell'anno scorso e anche alla soluzione del contenzioso con l'Istituto Bambin Gesù, che ha consentito di sbloccare 8 milioni di euro congelati. I soldi destinati alle guardie mediche serviranno per mettere in sesto i locali, dotarli di videosorveglianza e di un sistema di collegamento in tempo reale con le forze dell'ordine. Misure pensate dopo il caso della violenza sessuale ai danni della dottoressa in servizio alla guardia medica di Trecastagni, stuprata nel 2017 da un 27enne che recentemente è stato condannato a 8 anni di carcere. Nel dettaglio, all'ASP di Agrigento andranno 1.200.000 euro solo per le guardie mediche, a Caltanissetta 4.200.000 euro, 1,4 per le guardie mediche e 2,8 per il pronto soccorso. All'ASP di Catania andrà 1,5 milioni, mentre all'ospedale Cannizzaro si aggiudica un finanziamento da 1,5 per il pronto soccorso. A Enna assegnati 359.000 euro solo per i presidi territoriali, all'ASP di Messina 2.500.000 per le guardie mediche, mentre il Policlinico messinese si accaparra 1.700.000 euro per l'area di emergenza. All'ASP di Palermo 1,9 milioni, di cui 500.000 euro per il pronto soccorso. Ma è proprio il capoluogo a fare la parte del leone, aggiudicandosi altri 2,4 milioni per il pronto soccorso del Cervello e 1,5 per quello del Policlinico di Palermo. A Ragusa, Siracusa e Trapani sono stati finanziati solo interventi che riguardano le guardie mediche, rispettivamente per 300.000, 223.000 e 440.000 euro.